rinommata cantina sociale di Soave, una realtà per i circa 2200 soci che macina utili per oltre 140 milioni di euro. Costata 90 milioni di euro, rappresenta un'eccellenza del territorio, presente all'inaugurazione di diverse autorità venete, tra cui il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, alcuni consiglieri regionali come ad esempio Stefano Valdegambari e tutti i sindaci del territorio di competenza. Una nuova cantina costruita all'insegna della Green Technology, come sottolineato durante le nostre interviste da Alberto Soriolo, il presidente della cantina, e la guida Perla Soriato. In Cimbro, ma questo è un investimento strategico importantissimo, è un investimento importante per tutto l'est veronese, ma credo per tutto il Veneto, per l'Italia, la più grande cantina sociale italiana. Arriviamo a 80 milioni di bottiglie ed è veramente un investimento che crea ricchezza, che ha una storia, una cantina che ha una lunga storia e che si propone di giungere in ogni parte del mondo con un prodotto che è legato al territorio come il vino Soave, ma non solo. Ricordiamoci che la cantina Soave è anche la prima produttrice di Valpolicella, oltre che al Giurello che ha un vino. A inaugurare questa grande... Noi siamo un piccolo comune dentro la DOC, siamo la Cenerentola all'interno della DOC, il comune di Caldiero ha solo una piccola fascia territoriale, però è importante perché questa è una realtà che dà vita a tutto il territorio, rende il Soave, il nostro territorio, importante in tutto il mondo, quindi credo che sia importante essere qui presenti anche per poco, però giusto dare la testimonianza di questa grandissima opera che è stata fatta. Grazie, siamo qui a festeggiare l'inaugurazione di questo grande stabilimento. Certo, finalmente siamo arrivati e questo è già una cosa che ci dà tanta soddisfazione. Abbiamo sostenuto lavori complessi, lunghi, grazie a Dio non è successo nessun incidente, nessun infortunio e questa è una cosa che ci fa piacere. La ratio che ci ha ispirati è stata quella di creare uno sviluppo di carattere industriale per promuovere il nostro territorio, i prodotti del nostro territorio. E questo lo facciamo all'insegna soprattutto della sostenibilità. Complimenti. Oggi siamo qui ad inaugurare il quartier generale di Cantina di Soave, un'opera imponente che ha visto la riorganizzazione completa logistico-produttiva della nostra azienda, innovazioni molto importanti da un punto di vista tecnologico ma anche nel rispetto dell'ambiente. Sicuramente in questo progetto Cantina di Soave ha molto a cuore anche l'ottica green, così come anche il valore sociale. Infatti tutti questi uffici che vedete nuovi sono accerchiati da tappeti verdi che migliorano anche il microclima per i dipendenti di Cantina di Soave ma anche per tutta la comunità circostante. Linea di imbottigliamento. Sono 2 linee di imbottigliamento, una per i vini fermi e una per i vini sfumati frizzanti. Lavorano per un totale di 14.000 bottiglie l'ora e questo ci permette di arrivare a una produzione totale annua di 80 milioni di bottiglie. C'è una scatola all'interno della quale passa la bottiglia e va a controllare esattamente bottiglia per bottiglia. Questo permette la massima perfezione. Infatti se le bottiglie non passano all'esame di questo macchinario viene espulsa e eventualmente sistemata se laddove si possa, eccetera.